Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro questo giocatore brasiliano, Default. Ho visto recentemente uno streamer russo che ha giocato l'apertura che sto per giocare io online e devo dire che mi ha ispirato perché è proprio una porcheria di quelle che piacciono a me. E quindi G5, questo era il suo setup, quindi una schifezza totale, però aveva un modo interessante di sviluppare il gioco. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa del genere. Ok, per ora non ho ancora mosso pezzi, lui ha conquistato tutto il centro e ora mi lascia un pezzo in presa. Ok, direi che questa apertura ha funzionato di brutto. Ok, non vorrei che... Non lo so. G3 mi sembra una mossa stupidissima. Va bene, comunque cavallo F6, ovviamente pariamo il matto del barbiere. E adesso E5 c'è anche un piccolo trucco subito al volo per guadagnare un altro pedone, se non addirittura di più. Ok, io avevo iniziato con di per E, e adesso avevo visto questo scacco di donna, scacco doppio, col quale si guadagna questo pedone, però effettivamente qua alfiere G4 rischia di essere ancora meglio, perché nel caso la donna non guardasse più la casa di 1, seguirebbe matto con donna di 1. Quindi vediamo, su alfiere G4 l'unica sua possibilità che mi sembra credibile è donna di 3, al che io posso semplicemente rientrare nella prima linea che ho visto con donna 5 e donna per E5, forte di aver sviluppato un altro pezzo rispetto alla mia linea principale, quindi questa qua secondo me è una buona mossa intermedia. Ok, su tutte le mosse che non sono donna di 3 seguirà il matto in una. Perfetto. Ok, non capisco. Ah, forse ho capito. Perché il mio avversario è calato di 200 punti, quindi probabilmente era uno che era entrato con 2000 punti, ma di scacchi non ci capiva troppo. Ok, speriamo che questa sia un po' più challenging. Ehm, TF Audi, cos'è? O Indonesia o Singapore, qualcosa così. Ehm, ok, proviamo Donna H5. Donna H5 è la mossa del matto del barbiere perché attacca, in questo momento attacca i 5 e nel caso lui la difenda con mosse naturali, io posso, appunto, con mosse naturali, io posso giocare alfiere C4 e minacciare il matto del barbiere. Comunque questo matto con donna H5 e alfiere C4 è uno degli argomenti trattati nel mio nuovo corso che esce in questi giorni, a febbraio, se non è già uscito forse. E ok, ovviamente giocando anche con principianti vengono fuori temi come il matto del barbiere che provano tutti a livello dai 1000 ai 1200, 800, questo livello qua. Ok, io non so cos'ha il mio PC, ma va estremamente lento. Qua mi ha lasciato... Non mi ha lasciato un pedone, è stato molto furbo, devo dire, perché su cavallo per D5 lui avrebbe quello che a Vicenza chiamiamo trucco di merda, simpaticamente, perché dopo cavallo per D5, cavallo per D5, io non posso rimangiare il cavallo perché c'è la mia donna in presa, sospesa,
E se io ne approfitto per cambiare le donne, lui rimangia quel cavallo e quindi schivandosi dalla presa in D5 e quindi guadagnando un pezzo, quindi non posso mangiare in D5, morale della favola. Quindi devo dare questo scacco bruttissimo. Ovviamente questa è un'apertura iper ultra mega sconsigliata con donna H5 subito, anche perché lui ha giocato cavallo F6 attaccandomela, quindi sviluppando un pezzo con guadagno di tempo, che è l'ideale come mossa in apertura. Ok, l'unica cosa che posso dire di buono della mia posizione è che lui ha messo la donna in E7, quindi si è ostruito lo sviluppo del suo alfiere, quindi nelle prossime mosse mi aspetto che muoverà la donna ancora, quindi non potrà aggredirmi subito, diciamo. Ok, A6 vuole prevenire cavallo B5, che era una mossa a cui non stavo troppo pensando perché sono più occupato a trovare un modo per svilupparmi decentemente. Per esempio D4 per portare fuori l'alfiere più velocemente possibile. Adesso forse posso anche pensare di arroccare lungo in qualche variante. Preferibilmente però probabilmente arroccherò corto. Ok, qua il gioco si dirama abbastanza. Ehm, Dipende molto dalla scelta che farà lui. Su E4 il gioco si chiude un po', quindi i cavalli diventano più forti. Fortunatamente il mio alfiere può spostarsi subito in G5, quindi fare questo cambio alfiere per cavallo in posizioni chiuse è di certo una buona possibilità. L'alternativa sarebbe stato o mangiare o stare fermi e aspettare. Sulla presa la posizione si apre molto, al contrario avrei dovuto rimangiare di donna perché il cavallo è inchiodato. E ok, comunque alla prossima mossa avrei arroccato, non penso di avere molti problemi nel caso di presa, anche perché questo pedone rimane un po' da solo, essendo che sono spariti i pedoni che si affiancavano a lui. Allora, torre C8, alfiere G5. Ok, ora è anche molto più forte perché minaccio cavallo per D5, sfruttando l'inchiodatura. E H6, no? H6 è una mossa strana perché non sta effettivamente minacciando niente, perché il pedone è inchiodato sulla torre. Però è anche abbastanza fortunata perché gli dà la possibilità di avere una risposta forte come contro cavallo per D5. Perché su cavallo per D5 lui ovviamente non può rimangiare quel cavallo perché c'è la donna in presa. Ehm, Però può giocare H per G5 a questo punto, contrattaccandomi la donna. Se io a quel punto decido di mangiare la torre, lui può mangiarsi su questo cavallo. E alla fine della fiera lui avrebbe guadagnato il mio cavallo e il mio alfiere per la sua torre, quindi tutto sommato un buono scambio per lui. Quindi cavallo per D5 è ufficialmente scartata. Se mangio lui rimangerà di cavallo difendendo questo. E vediamo un po'. Se posso un po' mischiare le carte. Mm, no. Però posso, forse la cosa più furba in questo momento è arroccare lungo. Anche corto andava bene probabilmente. E, giusto per non prendere nessuna decisione. Vediamo cosa fa lui, anche perché H6, come già detto, non sta attualmente minacciando nulla. Who knows? Who knows? Se lui prova a fare donna di 6, allora a quel punto magari mangerei qui. Donna mangia. Torre 1. Sembra molto promettente mettersi in questa colonna dove si troveranno donna e re suoi.
E penso che sia più o meno come andrà la partita perché non ci sono molte cose da fare per lui. Non so se può inventarsi una G6, alfiere G7, però sembra parecchio rischioso indebolirsi ulteriormente la posizione di quel cavallo. Cavallo B6 è una possibilità, però comunque penso che andrò per una variante del genere. Adesso dopo cavallo B6 ho anche la possibilità di doppiargli questi pedoni, di costringerlo a questa situazione. Speravo di poter giocare comunque torre 1, però c'è questo alfiere in presa purtroppo. A febbraio, in uscita nell'Accademia di Mattoscacco, il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. Ok, magari posso giocare alfiere F4 guadagnando un tempo sulla donna e solo dopo giocare torre 1. Avevo un po' paura di questa forchetta, però semplicemente mangio e si ripropone esattamente lo stesso tema, quindi questa forchetta no, non me la può fare. E secondo me sta andando bene questa partita. Si stanno mettendo le cose abbastanza bene. Donna F5, torre 1. Finalmente, ora alfiere 7 è praticamente non forzata ma quasi. Sarebbe parecchio strano se si inventasse qualcos'altro. Forse cavallo E4. Ok, chiaramente deve togliersi da questa possibilità di scacco di scoperta con cavallo E4 o cavallo G3. Appunto, alfiere 7. Ora potrei inventarmi anche qualcosa tipo alfiere di 6, sempre giocando su quella possibilità lì, dopo alfiere per D6 ovviamente cavallo di 4, vince la partita e vediamo se può fare qualcos'altro, tipo donna G5 scacco, H per, cioè donna per, H per, tolgo il cavallo, lui deve giocare cavallo E4, cavallo G8 sembra troppo triste, cavallo per E4, D per E4, torre per E4. E ok, beh, proviamo a giocare questa variante. Dovrei guadagnare un pezzo anche in questa linea, se non ho visto male. Ho calcolato in realtà soltanto... Vabbè, alfiere per D6, ok, perde subito. Donna G5 è l'unica mossa che ho calcolato perché non vedo molte altre mosse che tengano a galla al nero. Vediamo se ci ho azzeccato, se c'è una difesa più efficace. Speriamo di no. Lui si è immerso in una profonda riflessione, pensando a quale mossa. Ok, alfieri di 6 è una mossa che mi è venuta in mente perché è una delle poche mosse che impediscono di arroccare al nero, che è la cosa che mi premeva di più, non farlo arroccare dopo alfiere 7 perché immaginiamoci questa posizione con l'arrocco del nero già fatto, il vantaggio del bianco non sarebbe così evidente. Il Rocco non la può fare perché appunto questo alfiere è attaccato. Ok, si è inventato donna di 7. Donna di 7 è strana perché alfiere per, donna per... Ok, ci sarebbe anche da calcolare re per E7, però intanto vediamo questa. Donna per E7, cavallo G3 infilata re donna, cavallo E4 quindi unica, e a quel punto donna per E7, re per E7, F3. E il cavallo lo perde. Quindi su alfiere per E7 deve giocare re per E7
E su re per e7 secondo me qualcosa di brutto gli succede, quindi andiamo abbastanza fiduciosi. Ad esempio donna b4 sembra molto invitante, che forza lui a giocare donna d6. A quel punto mi sembra impossibile che non guadagno niente in questa posizione, è veramente strano. Un pezzo sospeso, il re troppo esposto, quindi deve esserci qualcosa qui. Ehm, devo, devo unire un po' le idee che ho in testa. Ok, cioè male che va guadagno il pedone di 5. In qualche modo non dovrebbe essere troppo difficile come obiettivo. Però, tra l'altro sto finendo il tempo, quindi diventa tesa. Eh, niente, non riesco a vedere niente di meglio di così. Ok, donna di 6, sicuro. Che peccato però. Magari mi verrà in mente dopo. Ok, scacco, re di 7, unica, un'altra mossa forzata. E cavallo per d5. Mi sa che mi toccherà. Cavallo per, cavallo per, cavallo per. Su cavallo per dovrebbe esserci donna b7 scacco. Ok, dai, fidiamoci. Cavallo per d5. Ok, questo attacco devastante ha prodotto soltanto un pedone di vantaggio. Questa volta è andata male. Però vediamo, perché non è finita, infatti. Così. Adesso su cavallo per d5, donna per b7 e dopo recupero il cavallo. E, e adesso con questa variante invece ho avuto due pedoni in più. Lui avrebbe dovuto giocare probabilmente donna per b4 a una certa. Donna per b4 e un pedone in meno è forse una posizione che si può tenere. Adesso con re esposto due pedoni in meno, secondo me non c'è niente da fare. Dovrà giocare torre c7, donna per d5, adesso cambio anche le donne. Finale abbastanza semplice. L'unica incognita è il tempo, però un minuto dovrebbe essere fattibile. Ok, vabbè, facciamo torre di 3. Qua la torre ha una ottima mobilità e possiamo anche rompergli un po' le scatole con qualche scacco. Torre 4, prima o poi io dovrò giocare c3 perché qualche torre c8 me la farà sicuramente. Oppure in alternativa. Ok, niente, posso giocare torre 7 e cambiargli le torri alla prossima mossa. In linea di massima la regola dovrebbe essere finali con due torri contro due torri, con un pedone in meno, molto spesso è pari, cioè pari, è abbastanza facile da pareggiare, e invece in una situazione analoga con solo le torri, quindi una torre a testa, è molto più difficile da difendere. Qua i pedoni di vantaggio sono due, quindi il problema non si pone, per fortuna. La posizione è sempre stata di grande vantaggio. Accentro il mio re, la prossima mossa. Ovviamente cambiare le torri sarebbe un sogno, perché il finale con i pedoni è ancora più
tranquillamente vinto. Ok, lui si mette in questa posizione di, di stallo praticamente. Se non avesse tutti questi pezzi, la posizione sarebbe patta, perché la torre chiude completamente le possibilità del re, però non è scacco, quindi è stallo. Ok, questa cosa mi dà da pensare però che mi basta soltanto uno scacco per dargli matto. Quindi il mio piano adesso sarebbe Re C2, Re B3, Re A3, Torre B8 e B4 matto. E l'unico modo che ha lui per parare questo matto è cambiarmi le torri e quindi io sarò ben felice di accettare lo scambio. Quindi, ok, Re A3, continuiamo, Torre B8 per liberare la casa al pedone B2 che darà scacco matto. Quindi Torre B8 è andato tutto liscio. Lui nel frattempo si è andato a mangiare i pedoni di qua, ma gli è andata male. Ok, non vuole darci la soddisfazione di dare matto di pedone. E vabbè, sacrifica la torre. Che ti devo dire? Ok, la posizione rimane stravinta anche perché mi basta andare a donna e poi dare qualunque scacco. Quindi... Ah, c'ho 6 secondi, me l'ero dimenticato questo dettaglio. Ok, arrivo giusto in tempo per bloccare il suo pedone. Vediamo se deciderà di promuovere o no. Ah, ma c'ho la connessione in vacca, è vero. Allora potrebbe essere che me la ruba per il tempo. Speriamo che tenga altri 20 secondi. Ok, è andata bene. Ok, sempre finali tranquilli, sempre con tanto tempo, gestibili, facili. Niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo tra 2 o 3 giorni al... E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!